Rettifica dei confini. Dopo un ventennio di tira e molla, le commissioni consigliari speciali di Agrigento, Aragona e Favara hanno messo un punto fermo. La ratifica è stata sottoscritta appena qualche giorno fa. Partita chiusa allora? Ma che? C'è già chi tra gli inquilini di Aula Sollano storce il naso, come il consigliere di Forza Italia Gerlando Gibilaro, per il quale l'accordo raggiunto sarebbe un danno per Palazzo dei Giganti. Perché noi cediamo una parte di territorio al comune di Favara altamente urbanizzato, altamente popolato, quindi significa che noi perdiamo elettori, perdiamo imposte locali al comune di Agrigento e in compenso a noi le commissioni hanno portato avanti la cessione di terreni incolti e non urbanizzati né assolutamente che vanno a vantaggiare il comune di Agrigento. Quindi questo significa che in aula ci sarà battaglia? Ma guardi, io le voglio ricordare soltanto una cosa, il PRG di Agrigento è stato progettato ed è stato elaborato sulla base di quella parte di popolazione che abita a Favara e che è nel territorio del comune di Agrigento. Ciò sta a significare che se noi facciamo uscire quella parte del territorio, il PRG di Agrigento risulta essere sovradimensionato. E intanto c'è attesa per la seduta di lunedì prossimo, quando Aula Sollano dovrà eleggere il presidente del Consiglio Comunale, il successore di Aurelio Trupia. Sono ore di incontri e trattative. In casa Forza Italia la proposta si chiama Cinzia Puleri. Cinzia Poleri ha dato la sua disponibilità, la disponibilità è stata accolta da tutti i consiglieri comunali. Io credo che su questa vicenda invece bisogna puntare su un'altra considerazione, sul fatto che le forze politiche moderate del centrodestra, a mio avviso, dovrebbero essere tutte compatte sulla elezione di questo Presidente del Consiglio Comunale. E di scelta unitaria e di responsabilità nella individuazione della figura del presidente continua a parlare il gruppo MPA. Noi non siamo personalmente alla ricerca di poltrone, dobbiamo esprimere una figura che possa veicolare con dignità quest'organo fino alle prossime elezioni. Gli autonomisti non propongono alcuna candidatura, sarebbero pronti a sponsorizzare quella dell'indipendente Carmelo Settembrino.